Venerdì 14 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. C'è subito la cronaca per cominciare la giornata con un arresto effettuato dalla polizia, tentato la cosiddetta truffa del finto carabiniere, poi ha rotto il femore all'anziana vittima. Un giovane catanese è stato arrestato, come detto, dalla polizia. Sentiamo e vediamo il servizio. Un giovane di 20 anni, protagonista di una truffa ad un'anziana con la tecnica del falso maresciallo dei carabinieri che vuole aiutare la figlia coinvolta in un inesistente incidente stradale, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali, reati commessi in concorso con un complice ancora non identificato. Nei suoi confronti la polizia di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. I fatti contestati risalgono al 24 gennaio scorso, quando il truffatore, qualificatosi come appartenente ai carabinieri, si è presentato nell'abitazione dell'anziana, che aveva consegnato a sua volta una borsa contenente monili in oro per un valore complessivo di 20.000 euro. L'arrivo della figlia ha scatenato la reazione del sedicente carabiniere che, durante la fuga, ha provocato la frattura del femore all'anziana ed una ferita alla mano della figlia. Le tempestive indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il giovane truffatore. Adesso ci occupiamo ancora della sanità, sul caso dei ritardi nella consegna dei referti. Adesso arrivano gli ispettori del Ministero, 3.300 gli esami che dovevano essere completati, molti riguardano dei pazienti oncologici che non hanno potuto curarsi in tempo. Un'ispezione del Ministero della Salute sui casi dei gravi ritardi dei referti istiologici di sospetti malati oncologici dell'ospedale di Castelvetrano di competenza dell'ASP di Trapani. L'atto è stato già disposto, ma gli ispettori non sono ancora in Sicilia. 3.300 gli esami da completare, di cui 1.400 campioni del 2024 e 1.908 del 2025. Sulla vicenda anche la regione siciliana si fa sentire. Proprio stamattina era intervenuto perentorio sull'argomento il presidente Schifani. Esamineremo i fatti con estrema lucidità, rigore, perché, ripeto, a me sta a cuore la salute e la vita dei cittadini. L'occasione è l'inaugurazione del pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo, dove i pazienti potranno adesso ricevere cure e un monitoraggio costante in un ambiente più adeguato rispetto al passato. Locali che permetteranno di potenziare un presidio sanitario fondamentale per la città, evitando code e ritardi. Intanto le diverse aziende sanitarie siciliane sono all'opera per smaltire entro domani i 3.300 referti non processati dell'ASP di Trapani. La vicenda è emersa in seguito al caso dell'insegnante di Mazzara del Vallo, Maria Cristina Gallo, 56 anni, che ha dovuto aspettare 8 mesi l'esito dell'esame istiologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione all'utero. La donna aveva presentato un esposto. Il referto, sollecitato più volte anche per vie legali, è arrivato con incredibile ritardo. Ha diagnosticato alla donna un tumore al 4º stadio che nel frattempo ha prodotto metastasi. Sulla vicenda anche la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta. E allora andiamo subito ai quotidiani e cominciamo con la sanità. Emanuela, stamattina. Sì, vediamo Repubblica Palermo perché dai referti è emerso, anzi sono stati scoperti oltre 100 tumori. Ispettori del Ministero vanno a Trapani, il bilancio della relazione della Regione dopo l'analisi di tutti i 3.000 esami istologici in attesa. Spunta anche una PEC del 18 luglio in cui Croce informava l'ex assessora e il dirigente Iacolino. Ricordiamo Croce, manager dell'ASP di Trapani, che è finito appunto in questo scandalo, in questo polverone che si è sollevato appunto sulla sanità siciliana, possiamo dire in maniera più allargata. Schillaci, scusami, il ministro invia i suoi emissari all'ospedale di Castelvetrano, l'indagine può allargarsi ai vertici dell'amministrazione siciliana. Ma intanto ci sono 3.000 vetrini ancora nel cassetto. Ma l'ASP esamina i test di altre aziende. A gennaio il manager ha rinnovato le convenzioni con Caltanissetta e Agrigento per prestazioni di anatomia patologica. Stiamo parlando appunto di Croce, che vediamo in questa foto.
E ancora, andiamo a vedere la Sicilia. Trapani, referti istologici azzerati, ma da Roma arrivano gli ispettori. L'assessore Faraoni ufficializza lo smaltimento degli arretrati, ora risposte ai cittadini. Intanto il Ministero della Salute ha disposto una verifica appunto per scoprire la verità su dati e soprattutto su questi ritardi. Ma nel frattempo c'è la UIL siciliana che va all'attacco dopo gli scandali sanitari, diritto alla salute leso, Schifani evita il confronto, questo secondo il sindacato. E ancora andiamo alla Gazzetta del Sud di oggi, un'ampia pagina dedicata tutta alla sanità regionale, pochi medici, concorsi a vuoto. Il nuovo bando pubblicato allarga la ricerca a tutti i camici bianchi del mondo. Il presidente Schifani dice i nostri giovani spesso preferiscono andare al nord e quindi gli ospedali siciliani devono fare i conti appunto con carenze d'organico, soprattutto in 5 specializzazioni, ma chiaramente mancano i medici, mancano anche i servizi di conseguenza e quindi vediamo i cittadini, ecco, in questa notizia, i cittadini che bocciano il Servizio Sanitario Nazionale. C'è sfiducia da parte dei cittadini in generale, un po' a livello nazionale, oltre il 72% pensa ha verificato un peggioramento del Servizio Sanitario Nazionale nel tempo, con i pronto soccorso che hanno registrato un incremento degli accessi di circa il 23% in 10 anni, quindi dal 2003 al 2023, con la diminuzione dei medici di famiglia di 16.000 unità in 20 anni, l'assistenza sanitaria non può che risentirne. E naturalmente anche qui si parla, vediamo nel taglio basso, degli esami istologici in ritardo, atto di accusa impietoso. Le prime conclusioni degli ispettori regionali, indaga anche il Ministero della Salute, si aggrava la posizione intanto del manager appunto dell'ASP di Trapani, finita in questo scandalo Ferdinando Croce. E poi l'assessore Daniela Faraoni, nuovo assessore alla sanità regionale, che appunto ribadisce abbiamo azzerato tutto l'arretrato, i campioni sono stati analizzati dalle varie strutture regionali, questo appunto per fare presto. E anche qui vediamo appunto la UIL che si scaglia contro la regione e parla di sanità alla deriva. Grazie, adesso le notizie, le altre notizie. La mafia catanese aveva spinto i suoi interessi anche in provincia di Messina lungo la fascia ionica. Giardini Naxos e Taormina erano crocevia degli interessi illegali. 39 le persone finite nell'inchiesta, arrestate, un'inchiesta congiunta delle procure di Catania e di Messina. Il business principale era legato allo spaccio di droga e all'estorsione ai commercianti, alle attività turistico-ricettive, persino ai gestori del noleggio barche per le escursioni all'Isola Bella. Sono 2 le ordinanze di custodia cautelare per 39 indagati, 30 in carcere e 9 domiciliari, disposte nell'ambito dell'operazione congiunta delle procure di Catania e Messina. Tra i destinatari, esponenti dei clan Cintorrino Cappello e Santa Paola Brunetto. Ma guardi, abbiamo rilevato come la mafia catanese abbia sviluppato le sue attività nel territorio di Messina. Poi per esempio per l'attività di traffico di stupefacenti ci sono stati collegamenti con realtà criminali locali. La mafia catanese aveva insomma messo le sue mani sulla riviera ionica messinese, lo aveva fatto attraverso le intimidazioni ed una presenza sempre più radicata sul territorio, tanto che ai boss veniva chiesto di dirimere anche controversie private, dai legami sentimentali alle dispute sui terreni. Purtroppo registriamo che le vittime di questi reati si ritengono sudditi e non cittadini, perché un cittadino dovrebbe reagire e denunciare, cosa che non è avvenuta. E poi c'era la droga, un fiume di droga che inondava la riviera tra Taormina e Giardini Naxos, dove c'era la base operativa. Messina, fascia ionica, fascia tirrenica, ma anche Messina centro, rappresenta un crocevia delle mafie, dell''ndrangheta, di Cosa Nostra palermitana, Cosa Nostra catanese.
Per il traffico di droga venivano utilizzati un linguaggio in codice, telefoni dedicati ed applicazioni di messaggistica non intercettabili. Le indagini hanno monitorato diversi episodi di approvvigionamento e cessione di droga, gran parte della sostanza sequestrata nel cimitero di Giarre, una delle basi operative di deposito del gruppo criminale. È emerso inoltre come il sodalizio abbia anche appoggiato alle regionali del 2022 una donna catanese, poi non eletta. Sarebbe stato il marito che curava la campagna elettorale a prendere contatti con le organizzazioni criminali. Allora Emanuele, ricominciamo con questa operazione delle due procure di Catania e Messina. Vediamo sulla Sicilia, pagina 8, scacco matto alla mafia, 39 gli arresti, gli ordini dalla carcere con il cellulare. Blitz appunto tra Catania e Messina, il core business era la droga con base logistica appunto il cimitero di Giarre nel catanese. Qui ci sono tutti i nomi dei 39 arrestati, quelli che sono sia tradotti in carcere che agli arresti domiciliari, il lungo elenco. E poi appunto spunta in questa vicenda anche una candidata tra le fila di Cuffaro, nelle carte i legami con la politica, il braccio destro del boss con le locandine della candidata cuffariana, quindi ancora ombre sulle regionali 2022. Il leader però della Democrazia Cristiana si tira fuori, dice mai conosciuto questa signora. E poi andiamo a vedere le mani della criminalità organizzata. Sono finite anche negli affari delle gite in barca a Taormina, Isola Bella e Cosa Nostra. Il cappello appunto sul turismo. Nelle casse della criminalità organizzata finiva addirittura il 50% dei profitti di alcuni imprenditori che organizzavano appunto le escursioni nella baia di Taormina e di Giardini Naxos. E poi l'album di famiglia dei Cintorino, questo clan mafioso, il padrino in carcere da 30 anni, e si parla anche del ruolo della moglie nel clan, appunto, quando la moglie casalinga finì in cella per evitare la strage. La casalinga dal doppio volto, leggiamo, venne arrestata la moglie Maria Filippa Messina nel febbraio del 95 per aver ordinato ai suoi uomini una strage. È stata la prima donna italiana dal doppio primato, cioè condannata per associazione mafiosa e sottoposta al regime del carcere duro del 41 bis. Nino Cintorino invece, il boss, sta scontando nel carcere di Novara la pena di 30 anni, lo vediamo appunto in questa foto risalente sicuramente a qualche anno fa. E proprio ieri la Commissione regionale antimafia si è riunita a Catania e ha confermato come turismo sia proprio il turismo tra gli interessi della criminalità organizzata. E poi un dato allarmante: il 20% dei comuni è infiltrato da Cosa Nostra. Una mafia tentacolare che fa affari con la politica e con la droga e che si infiltra anche nel settore del turismo. E questa è la fotografia scattata dalla Commissione regionale antimafia a margine dell'audizione tenutasi alla prefettura di Catania. Oltre il 20% dei comuni di questa provincia è coinvolto in inchieste su infiltrazioni. Alcuni sono stati sciolti, per altri è stato disposto l'accesso, ha detto il presidente Cracolici. Credo che va dato un messaggio chiaro. La politica rompa qualunque legame con i clan mafiosi che gestiscono i territori, perché ognuno di noi conosce i propri territori e ognuno di noi sa chi rappresenta cosa. La Commissione antimafia ha voluto incontrare anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello, Carmelo Zuccaro, e il procuratore capo Francesco Curcio. Catania è la città dove sono stati effettuati ultimamente i sequestri più imponenti di droga, con le piazze di spaccio che si allargano anche nell'Interland. Un problema che investe molti giovani e giovanissimi vittime del crack. Ma dietro alla droga ci sono interessi verso settori all'apparenza puliti. La mafia cerca di riciclare utilizzando i soldi che sta facendo in maniera immensa dal traffico della droga, di riciclarli in settori dell'economia pulita. Il turismo, che è un settore in crescita, è uno dei settori per i quali i mafiosi tendono in qualche modo a reinvestire, a darsi una verginità, ma con una logica e con una mentalità che è tipicamente mafiosa. Riguardo al futuro delle aziende sequestrate per mafia, Cracolici spiega il progetto di recupero. Soprattutto quelle aziende che hanno lavoratori, che hanno una storia di dipendenti, abbiamo il dovere di provare a salvarle. Stiamo provando a fare in modo che possa la Regione, attraverso l'IRFIS, dare liquidità per rilanciarne le attività dentro una gestione assolutamente trasparente e fatta di legalità.
E anche sulla visita di ieri della Commissione regionale antimafia si sofferma, su questo si soffermano i quotidiani. Sì, lo vediamo qui nel taglio basso della Gazzetta del Sud, siamo a pagina 18. E allora leggiamo: infiltrazioni criminali nel 20% dei comuni catanesi, tappa appunto della Commissione regionale antimafia nella città etnea. Qui vengono riportate le parole di Cracolici che abbiamo sentito anche nel servizio. E poi vediamo appunto, non a caso la ricognizione riparte dal capoluogo etneo, dato che oltre il 20% dei comuni catanesi è coinvolto in infiltrazioni mafiose. È un dato di fatto, ha detto Cracolici. Ci sono comuni per i quali nei prossimi giorni verrà chiesto l'accesso ispettivo, come per esempio Ramacca, ma questo non è un problema che riguarda soltanto Catania. Lui ha detto: siamo partiti da qui perché questa situazione appare più acuta in questo momento, alla luce naturalmente di tutti i fatti di cronaca che abbiamo raccontato in questi giorni, in queste settimane. A proposito di cronaca, abusi sessuali su una nipotina minorenne, un ventenne è stato arrestato a Catania, le indagini avviate dopo una lite in famiglia avvenuta in un'abitazione del quartiere Picanello. Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Catania per violenza sessuale continuata ed aggravata nei confronti della nipote minorenne. Gli abusi sarebbero cominciati quando la vittima aveva 11 anni e l'indagato non era ancora maggiorenne. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione giunta al 112 per una lite in famiglia avvenuta in un'abitazione di Picanello in cui era coinvolto il ventenne dopo che suo padre era venuto a conoscenza delle violenze nei confronti della nipote. È stata la stessa ragazzina a raccontare gli abusi dello zio, che le avrebbe promesso anche dei soldi. La minorenne ha ricostruito diversi episodi, aggiungendo che lo zio avrebbe abusato di lei anche durante un viaggio in Puglia nel 2021. L'arrestato, già in passato, era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del questore per atti di violenza domestica nei confronti dei genitori. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, che ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Torniamo ai quotidiani regionali. Vediamo Repubblica Palermo per appunto raccontare questa ennesima storia drammatica. Abusa della nipote di 14 anni, il padre lo denuncia alla polizia. La vittima appunto giovanissima, aveva 11 anni, oggi ne ha 14. E poi vediamo anche la prima pagina di Catania, della Sicilia: abusava della nipote minorenne, zio orco arrestato. Il primo episodio di violenza sessuale risale al 2021, appunto quando la vittima all'epoca aveva soltanto 11 anni, era minorenne anche lui. Restiamo su questa pagina per vedere il titolo in grande dedicato alla area industriale di Catania. La nostra area industriale, motore di innovazione e competitività. La presidente di Confindustria Busi Ferruzzi: le sfide sono complesse ma tessuto solido. Andiamo a vedere tutte le prime pagine, Angelo, in questi pochi minuti. Allora, intanto la Sicilia, con appunto in alto mafia, il cappello sulle gite in barca, candidata della DC sostenuta dal boss per quanto riguarda il blitz che abbiamo visto prima tra Catania e Messina, nella quale sono finite 39 persone in manette. E ancora vediamo sotto esame la fotonotizia dedicata al caso Trapani. La Regione ha recuperato l'arretrato dei referti istologici, il Ministero vuole la verità sullo scandalo dei ritardi in arrivo appunto gli ispettori ministeriali. E ancora nel catanese, agrivoltaico, protesta di 600 proprietari, progetti già pronti ma la Regione è ferma. E ancora Vediamo questa notizia per quanto riguarda le misure fiscali del governo: riordino delle accise varato dal governo, benzina meno cara ma ora risale il diesel, quindi non c'è pace per gli automobilisti. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud con appunto gli arresti in primo piano da Catania, fiumi di droga. E la mafia etnea sbarca a Taormina e Giardini Naxos, 35 arresti e 65 avvisi di garanzia. Le estorsioni pure all'Isola Bella. E poi naturalmente la sanità, vediamo subito sotto: Sicilia, ospedali senza medici, la Regione vuole assumere camici bianchi da tutto il mondo, in alcuni concorsi meno candidati dei posti disponibili. Una buona notizia invece per Messina, che si conferma porto strategico.
Tra i dati più significativi c'è quello riguardante l'incremento degli scali e quindi i piani futuri di MSC Crociere alla Borsa Mediterranea del Turismo. Andiamo vediamo il Giornale di Sicilia, l'apertura dedicata alla sanità, il malato senza medici. Direttiva dell'assessore Faroni che invita a rispettare i protocolli perché c'è chi non l'ha fatto. A Castelvetrano gli ispettori ministeriali invece per quanto riguarda appunto lo scandalo degli esami non refertati. E poi a Catania abusi sessuali sulla nipotina, arrestato 20enne. Ancora a Palermo, travolto da un anziano privo di patente, nell'incidente è morto un pensionato, l'auto non era neanche assicurata. E poi ancora le faide allo Zen, faide e rancori e guerra tra i padiglioni dello Zen, il quartiere che diventa una polveriera, colpi di pistola contro le saracinesche, ferimenti e armi nei pozzetti. L'ultima prima pagina che vediamo è quella di Repubblica Palermo, con in alto lo scandalo appunto che riguarda l'ASP di Trapani. Arrivano gli ispettori, ma c'è anche un'altra notizia in primo piano perché si torna a parlare ancora di Agrigento, capitale della cultura. Senza pace, scrive oggi Repubblica Palermo, i primi eventi infatti sono già saltati. Se abbiamo qualche secondo andiamo a vedere questa notizia. Pochi secondi e poi chiaramente andremo avanti con il resto della rassegna. Allora, Agrigento capitale senza pace né bilancio, saltano appunto i primi eventi, niente soldi, relatori contattati per annullare un simposio filosofico, in bilico anche l'Efebo d'Oro, si cerca un consulente esterno. Parla il commissario Cucinotta, dice c'è un clima da tutti contro tutti, ma salveremo le iniziative in calendario. Bene, grazie. Qualche aggiornamento dalle agenzie. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito dell'azione di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato circa 400.000 articoli non sicuri pronti ad essere immessi sul mercato. L'operazione, effettuata in 2 esercizi commerciali gestiti da stranieri, ha consentito di rinvenire numerosi articoli di bigiotteria non idonei al commercio secondo le disposizioni del codice del consumo. Il valore commerciale si aggira intorno ai 100.000 euro e per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 50.000 euro. E adesso vediamo di poter, chiedo alla regia se abbiamo pronto il collegamento. Allora ci fermiamo, breve sosta e ci ritroviamo fra pochissimo. Allora, vediamo subito la situazione della viabilità. Intanto a Catania la nostra telecamera questa mattina ci porta in via Vincenzo Giuffrida. Il traffico è piuttosto sostenuto in entrata, più tranquilla decisamente la situazione in uscita dalla città, quindi in direzione viale Mediterraneo, mentre invece, come possiamo osservare, nella corsia, diciamo, il vostro teleschermo a sinistra, quella che è in entrata alla città di Catania, si avverte chiaramente una situazione decisamente più complicata, non comunque particolarmente difficile questa mattina. Adesso, in attesa di vedere se riusciamo a fare poi il solito punto del traffico con la polizia stradale, andiamo da Emanuela per invece vedere le pagine, i quotidiani nazionali con le notizie dall'Italia e dall'estero. Sì, tante le notizie oggi nelle prime pagine, ma naturalmente occhi puntati sempre sulla guerra in Ucraina. E allora vediamo il Corriere della Sera. Tregua, le condizioni di Putin, lo zar solo se porta ad una pace duratura. Trump dice parole promettenti ma incomplete. Per Mosca c'è tanto da discutere, forse al telefono con il leader appunto degli Stati Uniti, e poi c'è un nuovo attacco a Mattarella da parte della portavoce appunto dello zar. Tajani convoca l'ambasciatore russo in Italia. E a proposito di Trump, la guerra dei dazi, Donald rilancia al 200% dazi su vino e champagne. La risposta questa all'Unione Europea, che ha messo in allarme soprattutto i produttori italiani e francesi. E poi per quanto riguarda la cronaca, vediamo nel taglio centrale
la foto dedicata a Andrea Sempio, perché c'è una svolta nel delitto di Garlasco, ricordiamo, nel quale morì Chiara Poggi, perché adesso è stato richiamato, diciamo, dalla procura l'amico del fratello di Chiara, che è formalmente indagato. Ieri si è sottoposto ad un test del DNA per capire se appunto il DNA corrisponde a quello che è stato trovato sotto nelle unghie di appunto Chiara. Garlasco, il super perito, dice quel DNA è appunto di Sempio. Ricordiamo che per questo delitto c'è in carcere Alberto Stasi, appunto l'ex fidanzato di Chiara Poggi, quindi si potrebbe riscrivere la storia se dovessero combaciare alcuni di questi esami voluti appunto dalla procura. Andiamo a vedere poi una nuova inchiesta che riguarda l'Europarlamento per corruzione, favori alla cinese Huawei. E ancora la moda, Gucci a sorpresa sceglie Demna, che sarà il nuovo direttore creativo della Maison, che è un 44enne georgiano proveniente dalla Maison Balenciaga, e sostituirà Sabato De Sarno. Dice: sono entusiasta ed emozionato, è un onore. Ma non è l'unico cambiamento, anzi questo potremmo definirlo anche epocale, cioè quello che riguarda, lo vediamo sulla stampa, qui nel taglio centrale, la Maison invece Versace senza Versace, perché Donatella a sorpresa lascia dopo 28 anni la direzione creativa che era stata ereditata dal fratello Gianni, e qui la vediamo assieme a 4 bellezze iconiche, alle supermodel degli anni 90, che hanno fatto anche la fortuna appunto della Maison Versace, perché rappresentavano al meglio i canoni di femminilità che appunto Donatella voleva dare al mondo della moda, quindi Claudia Schiffer, Naomi Campbell, vediamo Cindy Crawford ed Elena Christensen, le 4 supermodel assieme a Donatella Versace. Vediamo le altre notizie sulla stampa. Tregua, le condizioni di Putin, voglio parlare con Trump per una pace duratura, i territori annessi sono nostri, Kiev mai nella NATO. E anche qui vediamo il giallo di Garlasco che si infittisce dopo tanti anni, dopo 18 anni, lo sfogo di Sempio, oggi indagato, contro di me una caccia all'uomo, non sono un mostro. Vediamo la Formula 1, Leclerc, il mondiale è la mia ossessione. Su Repubblica invece si parla di Hamilton, che vediamo in questa foto, l'intervista oggi, scusate, vediamo se riusciamo a recuperare, ecco qua, la Ferrari ti cambia la vita, sono dentro un film, queste le parole appunto di Lewis Hamilton a Repubblica, che apre sempre con la tregua in Ucraina, le parole di Putin che alza il prezzo. Poi domani la manifestazione organizzata, lanciata anzi possiamo dire da Michele Serra, appunto promotore dalle colonne di Repubblica di questa manifestazione pro Europa. Anche Segre e Giovanotti domani saranno in piazza sventolando la bandiera blu dell'Europa. E poi Campi Flegrei, ancora forti scosse, c'è l'ipotesi evacuazione, qui vediamo le immagini dopo le ultime scosse che sono avvenute appunto nel napoletano. Andiamo a vedere Avvenire con l'apertura, balletti russi. Putin apre la tregua in Ucraina ma pone condizioni affinché sia solida e duratura. Da Mosca nuovi attacchi al presidente Mattarella, e Roma reagisce appunto convocando l'ambasciatore, abbiamo visto Tajani che ha convocato l'ambasciatore russo. Ancora andiamo a vedere il resto del Carlino, con in alto questa notizia perché c'è paura ancora una volta in Emilia-Romagna per il maltempo. Oggi allerta rossa, scuole chiuse ed evacuazioni, quindi torna la paura in Emilia-Romagna, il bolognese col fiato sospeso, la mappa delle zone a rischio. E a proposito di maltempo vediamo il secolo XIX con questa notizia, perché il maltempo ha colpito soprattutto il nord Italia. In questi ultimi giorni a Genova una donna è stata uccisa da un albero, i PM indagano su
su allarmi ignorati e manutenzioni. Domani lutto cittadino per la morte di Francesca Testino, queste le parole, il nome della vittima. E poi invece l'apertura, perché Genova si prepara per le amministrative, per le prossime amministrative, le date del voto, primo turno il 25 e 26 maggio, eventuale ballottaggio l'8 e 9 giugno insieme ai referendum. La decisione nel Consiglio dei Ministri di ieri. Ora serve la ratifica del Viminale. Il Messaggero, anche qui le condizioni di Putin per la tregua, ma vediamo anche le altre notizie. Spese per la difesa, tensione tra Fratelli d'Italia e Lega. Palazzo Chigi frena sui satelliti di Starlink, ricordiamo un'azienda a cui fa capo Elon Musk. No di Salvini all'alternativa francese Eutelsat. E poi torniamo a parlare del caso, dello scandalo che aveva travolto l'ex ministro della cultura Sangiuliano e soprattutto delle sue vicende sentimentali che si intrecciavano un po' con il suo ruolo. Ricatti a Sangiuliano, adesso per Boccia anche l'accusa di stalking, interrogata 5 ore in procura, contestata l'interferenza illecita nella vita privata. Rosaria Boccia si è avvalsa della facoltà di non rispondere, i capi di imputazione per lei aumentano, oltre alle lesioni, ricordiamo una foto dove si vedeva appunto l'ex ministro con una ferita visibile sulla testa, le vengono contestati anche lo stalking, gli atti persecutori, le interferenze illecite nella vita privata e poi la diffamazione. Grazie a te. Emanuela. Adesso guardiamo le previsioni meteo e poi cominceremo ad approfondire alcuni degli argomenti che sono nella nostra scaletta di oggi. Subito dopo parleremo infatti di disturbi del comportamento alimentare. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì sopraggiungerà una nuova perturbazione atlantica che coinvolgerà principalmente il centro-nord con fenomeni diffusi temporali intensi sulla Toscana. Meglio invece al sud Italia e sulla Sicilia, dove dominerà la scena meteorologica l'alta pressione e garantirà dunque un venerdì stabile e ampiamente assolato. Attenzione però ai venti che soffieranno sostenuti non solo sulle coste ma soffieranno anche nell'entroterra e questo provocherà un rialzo delle temperature. Le massime infatti localmente toccheranno anche i 25-27 gradi. E per la giornata di sabato il contesto rimarrà ancora anticiclonico su tutta l'isola. Sole protagonista con tempo stabile, cielo sereno al più lievemente velato nell'arco della giornata. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Bentornati in studio, buongiorno Sicilia, un aggiornamento dalle agenzie. 7 uomini di età compresa tra i 17 e i 60 anni sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti gli autori di furti di 6 motociclette sistemate nell'area espositiva di una concessionaria di un furgone lasciato nel piazzale esterno da un esercizio commerciale di Raffadali nell'Agrigentino. Il gruppo in fuga è stato bloccato dopo un breve inseguimento a Siculiana. La rifurtiva è stata recuperata, consegnata al legittimo proprietario. E come anticipato adesso parliamo dei disturbi dei comportamenti alimentari, un problema, un vero problema che tocca una fetta della popolazione italiana. Adesso cercheremo di capirlo, lo faremo con degli esperti. Intanto do il benvenuto a Maria Piana, buongiorno. Buongiorno. Che è la presidente dell'associazione Stella Danzante di Catania. Con lei anche in studio Rosalba Contentezza, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo da quello che è l'evento in programma stamattina, fra poco presso la Torre Biologica, proprio in via Santa Sofia a Catania, ci sarà questo convegno intitolato Identità da ricostruire. Intanto cerchiamo di capire perché un'identità da ricostruire, perché chiaramente le persone che purtroppo
soffrono di questi disturbi evidentemente hanno un problema anche personale. Forte personale. Certamente, anche perché il disturbo alimentare spesso si identifica come un problema che è afferente solo al cibo e all'alimentazione, però le sue radici sono molto più profonde e sono proprio a livello psichico. Sono personalità molto fragili che a un certo punto della vita possono incontrare un qualsiasi intoppo e allora, come dicevamo, crollano e si deve cercare con la terapia di ricostruire una personalità e una realtà toccata. Noi stamattina abbiamo organizzato, in vista della giornata nazionale che ricorre del fiocchetto lilla che avete, che possiamo vedere, possiamo sì, mostrare anche alle nostre telecamere. Che ricorre il 15 marzo. Noi oggi abbiamo organizzato uno dei tanti eventi che si svolgono in Italia comunque, perché è una giornata molto sentita. E noi l'abbiamo fatta a livello regionale un pochino per dare lo stato dell'arte, per dare notizie, informazione e formazione. Ci tengo a precisare questo, che c'è formazione perché ci saranno medici, ci saranno psicologi, ci saranno dietisti e quindi cerchiamo di una sorta dare di approccio multidisciplinare a questo grave problema. Ne parlo con Rosalba Contentezza, che ha anche condotto una ricerca particolare che riguarda la nostra regione, la regione siciliana. Sì. Come diceva lei, appunto, l'approccio multidisciplinare è da linee guida proprio scientifiche, proprio nella misura in cui, come diceva Maria, se la sintomatologia è similare, misurabile, monitorabile per tutti, quello che sta dietro chiaramente è una storia a parte, quindi ogni sintomo racconta un universo. Ci vuole una preparazione apposita per poter approcciare. Con l'ordine dei psicologi al quale appartengo come libera professionista, abbiamo portato avanti già da un bel po' di anni un progetto che è all'insegna della multidisciplinarietà. Abbiamo istituito protocolli d'intesa con l'Ordine dei Medici, con l'Università di Palermo e con alcuni membri di ricerca come l'IRIB CNR, per poter fare un monitoraggio attento della popolazione siciliana, che è una cosa che non era mai stata fatta, cercando di intercettare quella fascia di popolazione che spesso e volentieri non arriva a diagnosi, perché cosa succede? Una volta che il disturbo diventa conclamato, guarire assolutamente si può ed è giusto dirlo, curato bene con le giuste strategie, con l'equipe multidisciplinare preparata e competente si guarisce, però è anche vero che è una cura molto costosa anche a carico del sistema sanitario. Se riuscissimo a intercettare in fase d'esordio non sarebbe male, quindi siamo andati nelle scuole per fare una ricerca epidemiologica grazie al protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e l'ordine degli psicologi, e abbiamo somministrato dei questionari nella fascia di popolazione fra 14 e 16 anni. Che cosa è venuto fuori? Oddio, il quadro è abbastanza preoccupante, nel senso che c'è un 23% di popolazione scolastica che è ben oltre la soglia del disturbo, quindi se riuscissimo a intercettare delle risorse per poter intervenire in termini anche di prevenzione, probabilmente riusciremmo anche a spendere e a programmare dei capitoli di spesa in maniera più ragionata, quindi speriamo di entrare sia nel tavolo tecnico sia di istituire un osservatorio permanente. Allora io vorrei tornare alla dottoressa Piana perché i dati dicono che la popolazione italiana tra l'1 e il 3% avverte, soffre di questo problema, che cerchiamo di capire poi se è una vera e propria patologia. Certo che lo è. Cioè è fondamentale questo perché va approcciata e da un punto di vista medico, come diceva prima, ma non solo, quindi in maniera multidisciplinare. Allora, se dalla ricerca fatta, da questo studio così fatto nelle scuole, il dato è così alto, si supera il 23%, significa che i dati ufficiali tra l'1 e il 3% sono dei dati che sottostimano la questione. Molto sottostimati, sì, perché deve pensare che tantissime persone non arrivano alla diagnosi, perché purtroppo nei confronti di questa malattia ci sono molti stigmi, ci sono
molte remore. Non sempre i pazienti chiedono aiuto, non è un qualsiasi problema, per cui ci si rende conto di aver bisogno di una cura. Insomma, mi sono bruciato, vado dal medico per curare quella, certo. ho il raffreddore, vado dal medico. No, la maggior parte, anzi all'inizio, all'esordio, assolutamente non si capisce, non solo si nasconde, ma questo sintomo dà anche, sembrerebbe assurdo, un benessere. Sì, è qualcosa che è difficile da comprendere, perché all'inizio si trova un vantaggio nella malattia. Ma questo perché? Perché ci si chiude in se stessi, si trova un mondo tutto proprio? Allora, ogni sintomo è il tentativo di autoaggiustamento di ogni persona, per cui è chiaro che c'è un momento nel quale si pensa di avere trovato una soluzione. Ma ecco, appunto, a proposito dei dati, come lei diceva, e della diagnosi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità già diversi anni fa parla dei disturbi del comportamento alimentare, che adesso proprio hanno una loro dignità da almeno 15 anni nel manuale statistico e diagnostico, parla dei disturbi del comportamento alimentare come un'epidemia silenziosa, perché il problema dei dati è esattamente questo. Vengono rilevati finora i dati che giungono a diagnosi certa attraverso strutture ospedaliere. Ora è chiaro che non tutti finiscono in ospedale, non tutti finiscono in ospedale con quella diagnosi, per cui potrebbero arrivare in ospedale per esempio per le concause dei disturbi alimentari, che può essere un sottopeso e quindi, che ne so, un disturbo cardiocircolatorio, un collasso, oppure un aumento considerevole di peso. Quello che dico sempre è, quando le persone a un certo punto manifestano problemi fisici di peso, che possono essere estrema magrezza o sovrappeso, non è che si svegliano da un giorno all'altro con questo problema, ci arrivano. Quindi va da sé che quando arriviamo agli estremi non è detto che la diagnosi con cui vengono registrati in pronto soccorso, in accesso, sia quella di disturbo alimentare, quindi per questo il dato è sottostimato. Adesso volevo cercare di capire se sono stati individuati quali sono i fattori di rischio che espongono le persone che magari in quel momento stanno attraversando un momento difficile ai disturbi, diciamo, del comportamento alimentare, oppure ci sono dei modelli di vita che portano a questo tipo poi di conseguenze. Allora, devo dire che anni fa si pensava che l'unico fattore di rischio fosse la famiglia. Famiglie disfunzionali, famiglie con problemi, e quindi che i figli poi manifestassero un disagio col disturbo alimentare. Oggi non è più così, è un po' cambiata l'idea, anche perché dopo il Covid abbiamo avuto la prova che i fattori sociali incidono pesantemente. Quindi non è la famiglia, è tutto un contesto in cui il soggetto si trova a vivere, in cui non si identifica. Ma sono i modelli che vengono proposti? Sono anche? dei modelli, oggi ne parleremo anche oggi al convegno. Oggi ci sarà un vicequestore che parlerà proprio dei rischi dei social e dei bombardamenti che oggi hanno i ragazzi. Cioè il fatto di essere tutti belli, tutti magri, stereotipati, ecco, allora, diciamo così. Se diciamo tipicamente una persona con un disturbo di anoressia rincorre la perfezione, vuole essere perfetto, esercitare un controllo. Oggi, se noi andiamo su Instagram, abbiamo solo modelli di persone bellissime, ragazze meravigliose, ragazzi muscolosi, con fisici prestanti, che molto spesso magari non sono reali, perché vengono perché lavorati, vengono praticamente... Certo, e sti ragazzi aspirano ad essere così. E diciamo che volevo dire una piccola cosa per quanto riguarda i disturbi maschili, che spesso vengono non se ne parla, perché sembra che sia esclusiva di un certo pubblico femminile e basta, di una certa età. Non è vero, perché l'età si è ampliata tantissimo. Oggi partiamo dai bambini molto piccoli, 10 anni, alle persone adulte, persone di 50-60 anni si possono anche ammalare a causa di un problema, di un lutto, di una separazione, ma si ammalano pure i maschi. Non è vero che i ragazzi sono esenti da questa malattia, si ammalano
con altre forme di disturbo alimentare, spesso con la vigoressia, chiamata anche anoressia inversa, perché loro si vedono sempre esili, poco prestanti fisicamente cercano di... e si pompano sempre di più usando anche sostanze e cose. Però questa, per esempio, come diceva prima la dottoressa, è una malattia difficile da identificare, da trovare subito, tranne che la persona si renda conto e dica è vero, ma altrimenti dal di fuori è veramente complicato. 30 secondi per... ci sono nuove cure, ci sono possibilità di nuove cure, nuove frontiere per affrontare questo tipo di disturbo, questa patologia. Ne parlerete oggi? Vi metterete a confronto, esperti chiaramente della materia? Sì, oggi ci saranno psichiatri, psicologi, nutrizionisti che parleranno proprio di questo, ma la cosa fondamentale per la cura di questo disturbo è l'intervento multidisciplinare, perché nessuno può pensare di curare da solo. Non può un nutrizionista dire vabbè ci penso io, risolvo, ma nemmeno uno psicologo o uno psichiatra. Devono mettere insieme le loro professionalità, perché è una malattia multiforme e quindi bisogna affrontarla su tutti i lati. Allora, grazie e buon lavoro, perché fra Grazie. poco incominceranno Grazie. i lavori. Alla Torre Biologica siamo in via Santa Sofia. E quindi... Noi invitiamo, se qualcuno ha visto questa trasmissione e ha voglia di saperne qualcosa di più, l'ingresso è aperto a tutti. Grazie a Rosalba Contentezza, psicologa e psicoterapeuta, e grazie anche a Maria Piana, che è la presidente dell'associazione Stella Danzante di Catania. Buon lavoro, ci fermiamo pochi minuti, restate lì con noi, fra pochissimo saremo di nuovo insieme e stavolta parleremo di medicina, ma dei test di medicina, l'ingresso in facoltà di medicina, fra pochissimo, restate con noi. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, ancora un aggiornamento dalle agenzie, perché i carabinieri della compagnia di Trapani hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 9 persone indagate a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed anche evasione. 3 di loro sono state arrestate, sottoposte a custodia cautelare in carcere, gli altri sono sottoposti all'obbligo di dimora. Aggiornamenti nei prossimi telegiornali. Adesso buongiorno alla professoressa Daniela Puzzo, buongiorno, che è presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia di Catania. Allora, in questi giorni si parla tanto del numero chiuso sì, numero chiuso no, nel senso, è stato abolito, non è stato abolito? Come è la questione per l'iscrizione chiaramente a medicina? Sì. Ci dica qualcosa lei. Sì, allora intanto l'iscrizione a medicina, odontoiatria e veterinaria, perché il nuovo decreto legge è inerente a questi corsi di laurea. Numero chiuso sì, numero chiuso no. In realtà... Sì, in realtà è un numero, si è sempre chiamato tecnicamente numero programmato nazionale, che è il nome che effettivamente ha, perché è necessaria una programmazione che tenga conto delle esigenze effettive dal punto di vista della sanità del territorio. E allora io faccio l'avvocato del diavolo, ma questi numeri negli anni passati sono stati aggiornati rispetto alle esigenze? Perché diciamo sempre che in ospedale non ci sono più medici, abbiamo difficoltà a reperire i medici del pronto soccorso, insomma in qualche modo... Allora, la questione diciamo va secondo me vista da 2 punti di vista un tantino diversi. I numeri sono stati aggiornati, tanto che noi proprio ad un ICT per esempio siamo passati da 280 a 240 di qualche anno fa a 500, quindi negli ultimi 5 anni c'è stato questo aumento, incluso l'aumento che c'è stato proprio richiesto dal Ministero un paio di anni fa, dove più o meno tutti gli Atenei d'Italia e UniCT hanno aumentato circa del 20%, quindi noi già siamo passati da 400 a 500. I numeri vengono stabiliti in base a diversi fattori. Il primo è la sostenibilità anche degli Atenei, cioè noi dobbiamo fare formazione di alta qualità, quindi io in ogni caso devo assicurare agli studenti e alle studentesse che possono avere le aule, i docenti, ma soprattutto i tirocini professionalizzanti e i tirocini abilitanti, perché oggi è una
una laurea abilitante. E poi in base alle esigenze proprio del territorio come numero di medici di cui abbiamo bisogno. Infatti questo viene fatto di concerto con la Regione per tutti gli atenei siciliani e in generale abbiamo dei numeri da rispettare. I numeri sono cresciuti. La carenza... Ma il numero corrisponde a 21.000 in tutta Italia? A 21.000, ma i numeri sono aumentati comunque. Sì, stanno aumentando, stanno crescendo e in ogni caso la problematica di cui tra l'altro discute anche questo nuovo decreto non è soltanto il numero di studenti, perché noi poi questi studenti li laureiamo e c'è lo step successivo, la specializzazione, quindi poi la problematica è lì e la problematica sono le assunzioni, quindi bisogna vedere un po' a 360 gradi tutti gli step. Allora cerchiamo di capire come funziona da quest'anno, perché ci si può iscrivere tranquillamente alla facoltà di medicina senza superare un test d'ingresso, oppure ancora c'è qualche ostacolo, diciamo, da superare? Allora, intanto i decreti attuativi sappiamo che non sono usciti. Al momento la legge è stata approvata, però non abbiamo i decreti attuativi. Dal punto di vista teorico avremmo 12 mesi di tempo per applicarla, ma tutti supponiamo che venga applicata da quest'anno. Però, ripeto, fino a quando non c'è un decreto chiaro che ci dice numeri, regole, modalità, insomma, ci manteniamo un po', anche per non dare informazioni fuorvianti a tutti gli studenti e le studentesse e ai genitori che chiedono informazioni. Soffrono e vivono. Dovrebbe essere, da quanto è previsto dal decreto, un ingresso libero al primo semestre, con questo semestre che viene chiamato semestre filtro, semestre bianco, con tante nomenclature diverse, e dopodiché con degli esami che dovranno essere superati per stilare una graduatoria nazionale che rispetti comunque il numero programmato nazionale, quindi la necessità che noi abbiamo di medici. Ma sono degli esami... le materie che dovranno necessariamente essere superate sono indicate? Perché saranno indicate, esatto. Non sono, perché ancora attendiamo i decreti. In questo momento si parla di alcune materie che possano essere poi utilizzate dagli stessi studenti se vogliono iscriversi ad un secondo corso di laurea, quindi in modo che questo lavoro non venga perduto. Esattamente. Sarebbe stato davvero sì. Quasi una beffa. Sì, infatti. Consentitemi il termine. Quindi però ancora esattamente le materie abbiamo un po' un'idea, perché credo che si cercheranno le materie più spendibili negli altri corsi di laurea sempre di scienze della vita, e aspettiamo sia sapere esattamente le materie, il numero di crediti e le modalità di esami. Il decreto parla comunque di uniformità sul territorio nazionale. Esiste per sua conoscenza, per quello che lei in questo momento ci può dire, anche un problema legato alla media, al voto che viene riportato? Questo non c'è dato ancora saperlo. Ovviamente siccome il risultato di questi esami sarà utilizzato per le graduatorie, supponiamo che si possa trattare di un voto, di un punteggio, di un giudizio, cioè questo è proprio lì, il decreto ci deve dire quali materie, che tipologia di esami, come applicare il decreto legge, che dà un'idea dell'impostazione, ma tutto quello, anche tutti i problemi amministrativi, questo dovrà essere chiarito speriamo nelle prossime settimane. Ma speriamo bene, perché fra poco si incomincerà a pensare anche al prossimo anno accademico. Professoressa, le chiedo, questa riforma ha comunque suscitato critiche, non soltanto da parte di quelli che sono i radicali, radicali nel senso che avrebbero voluto il numero aperto, il numero senza limiti assolutamente, ma anche in ambiente universitario non viene vista proprio bene. Ci sono le critiche, chiaramente arrivano sempre quando c'è un provvedimento, poi bisogna vedere se questo provvedimento riuscirà a soddisfare o no quelle che sono le esigenze. Allora, dal punto di vista in generale, nessuno di noi era comunque molto propenso a questa riforma, nel senso che il nostro obiettivo come università è sempre assicurare una formazione che sia di alto livello ed alta qualità.
Questa formazione di alto livello ed alta qualità non può non prevedere un numero limitato che sia, ripeto, sia sostenibile sia adeguato alle esigenze del territorio, cioè formare 100.000 medici disoccupati da un lato, oppure formare medici che non abbiano la possibilità di frequentare i reparti eccetera, per noi è impensabile, ecco, visto che l'obiettivo è stato sempre quello di assicurare la qualità. Trattandosi di una legge e la nostra posizione istituzionale ovviamente non può essere altro che quello di fare del nostro meglio affinché questa venga applicata nel migliore dei modi e senza creare danni, però capisce bene che avere quest'ondata di studenti al primo semestre rende molto difficoltoso tutto questo, per poi passare comunque ad un numero programmato, perché quello non può cambiare. Quindi ecco, secondo me sarà questa una sperimentazione, vedremo cosa succede. Siamo tutti molto preoccupati comunque. Senti, a proposito di sperimentazione, è realistica l'idea di un semestre online per tutti? Non lo sappiamo, perché anche questo dipende dalla sostenibilità, non sappiamo se si tratterà di online, se si tratterà di blended, semplicemente perché non abbiamo molto idea dei numeri, nel senso che noi in media abbiamo avuto ogni anno circa 2600 domande, ad eccezione dell'anno del TalkMed che sono state di più le domande, quindi non sappiamo se in linea di massima avremo gli stessi numeri più bassi, perché magari lo studente che insomma è tenuto comunque a frequentare, a dare esami, un po' scoraggiato, o al contrario il fatto che noi supponiamo siano numeri un po' più alti, quindi avendo numeri così alti anche lì problema di sostenibilità. Questi studenti, se ne abbiamo 3.000, 4.000, quindi anche questo il decreto ci darà indicazioni sulla possibilità, e credo ci sarà anche da questo punto di vista un'attenzione un po' agli atenei, alle possibilità. Abbiamo atenei in Italia molto piccoli, Catania è un ateneo molto grande con numeri molto grandi per medicina, e quindi insomma... Speriamo insomma che presto in qualche modo arrivino queste linee guida, in modo tale da poter poi dare ai ragazzi le necessarie... Sì, siamo i primi a sperarlo, perché dobbiamo aggiustare tante cose, quindi speriamo che arrivino presto. Grazie per essere stata con noi, buongiorno. Grazie professoressa Daniela Puzzo, che è la presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia di Catania, ma anche veterinaria, c'è tutto? No, a Catania noi abbiamo medicina e odontoiatria, la presidente di odontoiatria è la professoressa Carla Loreto, io invece medicina, però il concorso è stato sempre fatto insieme. Veterinaria a Catania non abbiamo il corso di laurea in veterinaria. Bene, grazie. Allora ci dobbiamo fermare, corriamo come sempre, fra pochissimo saremo di nuovo insieme, stavolta parleremo di Etna, quindi cambiamo completamente argomento, a fra pochissimo. Adesso, come annunciato, parliamo di Etna. Lo facciamo con un professore, buongiorno, professore Luigi Ingaliso, che è docente di storia della scienza all'Università di Catania. Allora, dal 10 marzo, quindi da qualche giorno, il Museo della Fabbrica, che si trova all'interno del complesso del Monastero dei Benedettini, offre, diciamo, la possibilità di vedere qualcosa sull'Etna. Adesso cerchiamo di scoprire che cosa si potrà vedere e come si potrà vedere. Lo studio dell'Etna tra strumenti e rappresentazioni. Perché tra strumenti e rappresentazioni? Allora, perché sostanzialmente noi altri conosciamo l'Etna soprattutto attraverso le sue rappresentazioni. Cito quella più memorabile per noi catanesi, cioè quella presente nella sagrestia del Duomo di Catania. Però l'Etna è anche un laboratorio a cielo aperto, da sempre, quantomeno dal 1669, dalla colata lavica famosa che arriva a lambire il monastero dei Benedettini e sulla quale poi Vaccarini, qualche decennio dopo, edificherà la parte nuova appunto del monastero. Quindi di fatto l'Etna offre sempre rappresentazioni, pensiamo anche a quelle del Grand Tour che nel corso dell'Ottocento vari viaggiatori, soprattutto tedeschi, venivano a realizzare, e contestualmente offre anche un laboratorio a cielo aperto perché numerosi scienziati hanno sperimentato, provato, ideato strumentazione di carattere vulcanologico proprio sul nostro vulcano. Professore, questa mostra è il frutto di una collaborazione di sinergie fra diversi dipartimenti dell'Università di Catania, ma anche con chiaramente l'INGV, che è l'osservatorio che si occupa proprio di monitorare il vulcano, ma non solo il vulcano.
Assolutamente sì. Con INGV UniCT ha una collaborazione molto lunga dal punto di vista degli studi vulcanologici, ma ora anche di storia della scienza da qualche decennio. Mi preme ringraziare il direttore Stefano Branca, che ha avuto la sensibilità di offrirci questi strumenti proprio per la mostra, dimostrando ancora una volta che per conoscere e comprendere le possibilità scientifiche, ma potrebbero essere anche quelle turistiche poi un domani, di un territorio, è necessario che tutti gli attori che insistono su quel territorio cooperino tra di loro, mettendo in mostra anche delle cose che il pubblico, diciamo, normale non riesce a vedere nei musei che ci sono nella città. Stiamo vedendo intanto qualche slide, qualche, diciamo, immagine di quello che è possibile poter ammirare. Questo è un video, ad esempio. Qui siamo proprio nel ventre del monastero, nella sala rossa sotto i Benedettini, rappresenta la parte finale dove vecchio e nuovo in qualche modo si fondono in un unicum, perché quella che avete visto è la colata del 1600, esattamente questa, è la colata del 1669, e questa è un'armatura che negli anni, diciamo, a metà del Novecento i vulcanologi utilizzavano per salire sull'Etna a prelevare i campioni di lava. Quindi è un anello, diciamo, una narrazione storico-scientifica che trova qui la sua sintesi. Quindi diciamo che c'è un percorso che può essere, diciamo, percorso che si può effettuare vedendo come c'è stata questa evoluzione, no? Nella osservazione anche del vulcano, e non solo. Non solo, appunto noi guardiamo qui molti strumenti che sono stati realizzati chiaramente per il vulcano, ma poi che sono stati anche utilizzati in altre discipline. Ad esempio le livelle, i teodoliti che sono stati realizzati per la rappresentazione fisica delle pendici del vulcano, poi sono state anche utilizzate da altre discipline nel corso del tempo. È bello anche perché per il visitatore, dico a tutti che l'ingresso alla mostra è gratuito, quindi siete tutti benvenuti. Però c'è un però, c'è un però che bisogna prenotarsi. Ma non solo che bisogna prenotarsi, perché le visite sono guidate. Sono guidate, quindi sì. non si possono fare, diciamo. No, la strumentazione che è in mostra ha bisogno di una spiegazione. In questo senso la curatrice diciamo, principale della strumentazione è stata la dottoressa Roberti, che ha lavorato al Deutsche Museum di Monaco, che come sapete è la più importante istituzione a livello internazionale per la strumentazione storico-scientifica. Quindi ci siamo detti d'accordo tutti che il visitatore va guidato perché si presuppone una conoscenza di base, ma la strumentazione scientifica ha bisogno di qualcuno che te la spieghi. Alcune cose non si riesce a comprendere che cosa possono essere utili, oppure a che cosa, come si è evoluto quello strumento in particolare, no? Esattamente, perché la narrazione, ad esempio se noi altri pensiamo all'osservazione dei materiali che l'Etna ha prodotto nel corso delle varie eruzioni, uno stesso materiale nel corso del tempo ha impiegato molteplici strumenti, e quindi lo strumento man mano che veniva utilizzato aveva un processo di evoluzione. Questo significa che c'è una linea temporale nel percorso che viene fatto? Assolutamente sì. Se voi altri pensate, cito la cosa che forse è più emblematica, la misurazione della temperatura della lava, no? Che veniva fatta con i termometri a mercurio, quelli che una volta utilizzavano gli altri per misurarci la febbre, e ora viene fatta invece con diciamo, un termometro che utilizza la spettrometria, quindi dei colori, per darci la temperatura. Si vede l'evoluzione appunto dello strumento. Mi preme dire anche questo, rendiamo un po' giustizia a quel luogo, perché quel luogo, forse molti catanesi non lo sanno, ma era sede dell'antico osservatorio di geodinamica. Cioè lì per la prima volta si fanno gli esperimenti di carattere sismologico, che diciamo, sono gli eventi che più danno preoccupazione alla protezione civile nei vari territori della nostra nazione. Lì viene allestito per la prima volta nel ventre del vulcano un pilastro dove vengono posizionati dei sismografi per rilevare i primi tremori. C'è un interessante documento del 1883 dove per la prima volta si anticipa con un tracciato sismografico l'eruzione di qualche secondo. È già un passo in avanti. Professore, tutto questo è stato realizzato grazie anche a dei finanziamenti che sono necessari per poter chiaramente poi raggiungere degli obiettivi. Come dico sempre io, fare ricerca ha un costo, però un paese lungimirante investe in ricerca e innovazione perché rappresenta veramente la possibilità
più immediata per il Paese di crescere. Allora qui ci sono stati 2 finanziamenti importanti. Uno è un PRIN, cioè un progetto di ricerca di interesse nazionale finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, e l'altro è un progetto PNRR, un progetto MIT di carattere sismologico, che è in compartecipazione, in partnership con appunto l'INGV e l'osservatorio Etneo. Prima di salutarci volevo sottolineare con lei il fatto che la interdisciplinarietà, che la multidisciplina, chiedo scusa, in questo caso risulta fondamentale, perché da una parte c'è l'INGV, da un'altra parte ci sono 2 dipartimenti dell'Università di Catania che si ritrovano insieme e in qualche modo mostrano come l'Etna che noi vediamo ogni giorno, questo gigante che ci osserva e che noi osserviamo, in effetti ha nel caso di NGV che noi monitoriamo. Esatto. Quindi voglio dire, ha necessità di essere studiato e poi chiaramente con lo studio, con diciamo, i saggi anche che vengono realizzati sull'Etna vanno approfonditi determinati aspetti. Assolutamente sì, io guardo soprattutto in questo alle nuove generazioni. Oggi molte scuole d'Italia festeggiano il Pi Greco Day, no? È un giorno importante dove si cerca di sensibilizzare le nuove generazioni allo studio di cosiddette discipline STEM, che una volta erano ritenute totalmente separate dalle discipline umanistiche quali quelle storiche. In realtà oggi si capisce che invece, come nel caso della mostra, un apporto sinergico a 360 gradi crea valore aggiunto non soltanto nel caso della mostra ma anche nella formazione dei nostri ragazzi. Volevo dare qualche indicazione a proposito delle visite che vengono fatte, sono visite gratuite, attenzione, visite guidate a gruppi di 25 persone, 45 minuti per ogni gruppo per poter ammirare questo tesoro, queste meraviglie che troverete al Monastero dei Benedettini in Piazza Dante a Catania, proprio all'interno di questo monumento storico per la città di Catania, il Museo della Fabbrica. C'è la mostra Lo studio dell'Etna tra strumenti e rappresentazioni. Grazie al professore Luigi Ingaliso che stamattina è stato con noi, che ricordiamo è docente di storia della scienza all'Università di Catania, ci ha raccontato appena qualcosa, però chi fosse curioso può certamente andare a visitare questa mostra che sarà aperta sino al 30 aprile e ripetiamo ancora una volta, è gratis. Grazie a voi per l'opportunità e buon lavoro. A lei. Grazie, buon lavoro professore. Vediamo le pillole di Almanacco, poi cambiamo argomento, andremo stavolta a scrutare le stelle con Marco Amato. Oggi 14 marzo è una giornata speciale per tutti gli appassionati di scienza. Si tratta della giornata internazionale della matematica. È stato scelto questo giorno perché in molti paesi la data del 14 marzo si può scrivere come 314, che assomiglia a un numero molto famoso, il pi greco. Ma vi siete mai chiesti se le stelle che guardiamo in cielo rimangono sempre nella stessa posizione? Nel corso della giornata la Terra compie una rotazione attorno a se stessa, quindi se potessimo osservare le stelle anche di giorno, queste descriverebbero in cielo una traiettoria circolare, come quelle che appaiono nelle fotografie a lunga esposizione. Ma come sappiamo, la Terra orbita attorno al Sole, perciò ogni notte l'aspetto del cielo cambia lentamente. Se si osserva il cielo alla stessa ora precisa, da un giorno all'altro, le stelle si saranno spostate di circa 1 grado. Bene, adesso ci colleghiamo con Marco Amato che vedo già pronto con la sua tazzina per il suo caffè quotidiano. Buongiorno Angelo. Buongiorno a te, siamo al fine settimana. C'è una tazzina importante perché ci darai notizie importanti per il fine settimana? Beh sì, ho scelto una classique oggi, una Limoges, proprio perché oggi la luna ci darà molte sorprese e ve lo voglio raccontare per bene. Dunque, stasera la luna è piena, ma forma anche un'eclisse ed è gestita dal segno zodiacale della Vergine, una configurazione molto particolare. Sappiamo benissimo che il monito delle lune piene o delle eclissi per gli antichi, fin dai tempi più remoti, sono sempre state prese come dei moniti
rispetto a quelle che potevano essere gli auspici o le indicazioni del cielo, per esempio nascere sotto queste configurazioni o arrivare a un punto della propria vita molto importante, diciamo che ho sempre avuto a che fare con queste fasi della Luna che sono sempre molto affascinanti da interpretare e da scrutare. Allora, cosa significa la Luna piena? La Luna piena è al massimo delle sue energie, quindi l'emozione, il modo di vedersi, ricordo anche che astronomicamente tutta la vita terrestre deve tutto alla presenza della Luna, che ha gestito tutta una serie di condizioni biologiche e scientifiche, ma anche ha fatto da scudo, come il grande Giove, anche alla pioggia di meteoriti che ci avrebbe fatto fuori in caso contrario. Ebbene, la Luna è protezione, ma la Luna è un luminare, non viene considerato un pianeta in astrologia. Quindi, come il Sole gestisce l'energia vitale, quindi l'io, la Luna lo riflette. Quindi la Luna è come noi ci vediamo, ovvero è un pianeta importantissimo nell'oroscopo da studiare, proprio perché è tramite la Luna che noi abbiamo percezione di stessi in chiave simbolica. Cosa significa quindi quando è al massimo della sua pienezza? Piena potenza e pieno contatto con le nostre emozioni, ma non solo, essendo nel segno zodiacale che la dice lunga sulle modalità, ovvero è nel segno della Vergine, segno dell'analisi e del metodo. Quindi è una Luna che vuole rimettere un po' a posto le nozioni per tutto lo zodiaco, in particolare per i mobili, Gemelli, Sagittario, Pesci, Vergine. Cosa fanno gli altri? Ve lo racconto segno per segno. Allora, per l'Ariete è una Luna che decisamente vuole rimettere le cose a posto nel quotidiano, nelle piccole cose. È una Luna che vuole dare un significato nuovo, ma vi fa avere anche grandi ambizioni carrieristiche che presto troveranno il loro applauso. Toro, bellissima Luna di Trigono, questa pienezza da domani sarà in Bilancia, quindi ancora ipervenusiana per voi Toro che appartenete al segno di Venere. Questa Luna rimette a posto le cose in amore. E Gemelli per voi è di quadratura, quindi si esige da voi una più corretta valutazione delle persone con cui avete a che fare, e nello stato ambientale delle cose forse è il caso di cambiare qualcosa in casa o nell'ambiente lavorativo. Cancro, voi siete il segno della Luna, quindi quando la Luna si esprime così fortemente, in particolare voi siete più potenziati. Quindi cosa accade? Comunicazione, perché è 2 segni dopo, il che significa che nella relazione con gli altri state di nuovo facendo capire le vostre ragioni, e ci riuscirete anche con un Marte impetuoso che per adesso è nei vostri gradi, quindi si fa a modo vostro. Leone, una Luna che avete proprio davanti, è nel segno successivo, quindi nella visione delle cose, quindi costruirete benissimo un futuro un po' più solido, avete l'esigenza di essere un po' più concreti e meno romantici. Vergine, la Luna è tutta vostra, e proprio perché si oppone a Saturno in Pesci, con la logica e la razionalità dovete tentare di riappropriarvi della vostra parte emotiva, ma anche di levarvi di dosso tutta una serie di gravami lavorativi che a volte sono un po' più di quelli che logica vuole potreste contenere. Bilancia, è una Luna nel segno precedente, quindi è una Luna molto emotiva. Scorpione, il vostro contatto con la Luna in questo senso ha a che fare con la squadra, col supporto e col sostegno, utilizzatelo bene. Sagittario, Luna di quadratura per voi, quindi è una Luna che prevede un pochettino di rimessa in discussione del vostro ruolo lavorativo. Anche per voi l'ambizione sarà fondamentale. Capricorno, Luna di Trigono, congenialissima a voi. Questa Luna rimette le cose a posto in amore e vi ridà di nuovo la facoltà di vederci chiaro dove avevate dei sospetti. Acquario, è una Luna che aumenta di molto la vostra tecnica e la vostra bravura professionale, ispirazione e soprattutto concretizzazione con velocità di alcuni progetti che avevate in mente. Pesci, è una Luna d'opposizione, ma avete Saturno come baluardo, e questa Luna vi proietterà ancora una volta in un ambito ancora più ambizioso e a fare da frontman o da frontwoman nel vostro ambito professionale in cui darete il massimo. Saturno è pianeta del lavoro. E detto questo, con questa complessa Luna, spero di avervi dato gli auspici per un ottimo weekend, pensando pure che la Luna domani sarà in
in bilancia, quindi un po' di amore per tutti, una maggiore armonia. Vi auguro uno splendido fine settimana. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo lunedì, felice fine settimana anche a te. Adesso guardiamo cosa ci riservano gli appuntamenti per questo weekend nella nostra isola, magari qualcosa da fare in questi... Adesso torniamo da Emanuela con le sue notizie. Diamo uno sguardo sui siti oggi, Angelo, perché ho trovato una notizia che fa al caso nostro. Al caso nostro? Al caso nostro. Cos'è che ci accomuna? Il sonno. La mancanza di sonno. La mancanza di sonno, perché oggi è la giornata mondiale del sonno, quindi dagli sleep influencer, siamo sul Fatto Quotidiano, allo sleeping streamer, adesso anche dormire è un lavoro. Quindi vieni pagata se dormi? No, perché ci sono delle figure che sono nate proprio per aiutare la gente a dormire, capisci? Quindi il 14 marzo si celebra appunto la giornata mondiale del sonno, sappiamo l'importanza del riposo sulla salute, vero Angelo? Ma spesso è difficile costruire una routine e così nascono figure specializzate, appunto specialisti e streamer. Allora, cosa sono? Sono degli sleep influencer che cosa fanno? Provano e recensiscono materassi, integratori per il sonno, gadget e testano in prima persona i trucchi per addormentarsi velocemente, per poi parlarne con la community, come fanno insomma gli influencer quando si tratta, che ne so, di make up e altre cose. Loro testano sulla propria pelle questi prodotti per poi consigliare. Molto comodo, devo dire. Esatto, di solito non hanno una formazione medica, perciò in caso di insonnia è sempre bene rivolgersi a una figura qualificata o al proprio dottore. Ecco, magari evitare questi influencer del sonno che appunto danno consigli, ma ce ne sono veramente. Ci sono anche gli sleep coach che studiano le abitudini delle persone per aiutarle ad addormentarsi senza fatica, ma anche le sleep technologist che aiutano alcune tecnologie come la polisonnografia per monitorare il sonno, le onde cerebrali e la respirazione. Grazie Emanuela per i tuoi preziosi contributi. Ci ritroviamo chiaramente con te la prossima settimana. Buongiorno Sicilia torna infatti lunedì. Ci salutiamo come sempre in musica. Grazie ancora, l'augurio a tutti voi chiaramente di un buon film.